La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 23. Le urla hanno richiamato l'attenzione dei residenti che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. La rissa è scoppiata in uno stabile al Civico 88 a San Biagio di Callalta. Il bilancio è di alcuni feriti trasportati all'ospedale di Treviso e 11 pakistani arrestati per rissa aggravata. Sembra che il motivo scatenante sia stato il fatto che due degli arrestati, di fatto senza fissa dimora, siano recati a far visita ad un loro connazionale che si trova agli arresti domiciliari proprio in quel caseggiato e che la cosa non sia stata gradita dagli altri che temevano l'intervento delle forze dell'ordine. Ne è nata quindi prima una discussione, poi sfociata in una lite ed infine degenerata in rissa con tanto di mazze, coltelli ed altri oggetti atti ad offendere, come arnesi utilizzati in agricoltura per tagliare i tralci di vite. Alcuni contendenti hanno riportato ferite lacero contuse al volto, al cuoio capelluto e agli arti superiori, con prognosi che vanno dai 7 ai 10 giorni.